Pierpaolo Giaretta, parliamo del Partito Democratico, è il preferito in Veneto per quanto riguarda le elezioni europee. Un suo commento? Beh, questa è una bella notizia, naturalmente le notizie veramente belle sono quelle che escono dalle urne, quindi bisognerà vedere i risultati veritieri. Io credo che l'elettorato, anche quello veneto, sta premiando la serietà di Renzi e del Partito Democratico di cui lui è il segretario. Renzi ha detto molto bene l'altro giorno: io voglio vincere il derby della speranza contro la rabbia. La rabbia è un sentimento che c'è, ma distruggere tutto non produce automaticamente un mondo migliore. E quindi io penso che l'elettorato si stia spostando rispetto alle battute sempre irose di Grillo, rispetto agli improponibili obiettivi della Lega. La gente sta guardando la solidità delle proposte di Renzi, che miracoli non ne fa neppure lui, ma è una persona seria. In questo momento c'è bisogno di serietà. E soprattutto si teme anche il partito dell'astensionismo. Il partito dell'astensionismo c'è, sappiamo che in tutta Europa e non solo in Europa è forte l'idea che tanto non serve andare a votare. Io penso che nella nostra Costituzione ci sia scritto che il voto non è solo un diritto, è anche un dovere, perché se l'Italia deve andare meglio, se la politica può migliorare, sono i cittadini che decidono di migliorarla. Stando a casa si premiano i peggiori, gli imbroglioni, quelli che sperano che poca gente vada a votare solo i faziosi, quelli che votano per i propri interessi, e la democrazia invece è fatta, è un'occasione che tutti i cittadini hanno. Se sono delusi, scelgano le persone a cui possono fondare le loro speranze, si mettono in campo personalmente, ma disertare il voto è proprio una posizione dei senza speranza che non costruiscono il futuro del Paese.